Allora torniamo a parlare del problema della città metropolitana. Ci sono state tante prese di posizione critiche nel Veneto orientale, ma quella che viene dalla Riviera del Brenta può essere la vera e propria pugnalata a questo progetto, perché i sindaci di Dolo, Campagna Lupia, Fiesso d'Artico e Mira, l'amministrazione anche Mira, quindi del sindaco 5 Stelle Alvise Maniero, si sono alleate per chiedere due cose fondamentalmente. Per chiedere innanzitutto una moratoria. Dicono appunto che l'adesione dovrebbe essere prorogata al 31/12/2013, quindi più di un anno di tempo. Naturalmente questo è una vera e propria moratoria di lungo periodo. Poi dicono che la Regione deve farsi carico di indire dei referendum che riporti alle regole della democrazia e della sovranità popolare. In pratica scelgano i cittadini se aderire o meno, perché dicono nessuno dei sindaci eletti ha avuto mandato dai propri cittadini di modificare i confini provinciali. Questa è una dichiarazione congiunta di queste 4 amministrazioni, le quali alla fine dicono: noi non nascondiamo di poter valutare il possibile passaggio nella provincia di Padova. Questo che cosa significherebbe? Beh, Mira è il quarto comune della provincia di Venezia, ha quasi 40.000 abitanti, confina col comune di Venezia stesso e si affaccia sulla laguna, così come Campagna Lupia. Praticamente se loro andassero via, sostanzialmente Chioggia resterebbe non ci sarebbe una continuità territoriale stessa nella nuova città metropolitana. E allora, insomma, su questo tema, appunto, andiamo a discutere con il nostro ospite Alessandro Coccolo, segretario del PD del Portogruarese. Vediamo che i sindaci della Riviera del Brenta stanno chiedendo con molta forza che si facciano dei dibattiti, che si discuta anche a livello di cittadini, appunto non solo di amministrazioni e di politici, su questo tema. Nel Veneto orientale si sta facendo la stessa cosa oppure ci sono solamente delle riunioni tra sindaci? Fortunatamente, ad esempio, a Portogruaro venerdì 7 ci sarà un incontro pubblico sulla città metropolitana che approfondisce un primo confronto che ci sarà invece il 3 settembre in Consiglio Comunale. Io l'ho sempre detto, lo confermo anche in questa occasione, secondo me il coinvolgimento dei cittadini è importantissimo, ma non tanto perché, infatti non sono molto d'accordo su quello che stanno facendo nella Riviera del Brenta quei sindaci, non tanto perché si vuole squalificare l'operato degli amministratori, quanto perché c'è effettivamente un deficit di conoscenza nella cittadinanza, cioè i cittadini hanno difficoltà a capire pregi e difetti di questo progetto, per cui dovrebbero essere proprio i sindaci di loro spontanea volontà a promuovere dei dibattiti pubblici, e io spero che nel Portogruarese ne facciano 11 per gli 11 comuni. Quindi per tutti appunto i comuni. Ma secondo lei esiste comunque una partecipazione da parte dei cittadini a questo dibattito? Abbiamo visto insomma il caso di Caorle, dove nasce un comitato pro Friuli e anche naturalmente di altre località. I cittadini la sentono questo dibattito, se aderire alla città metropolitana, se passare in futuro magari con Pordenone? Allora, per quanto riguarda il Portogruarese, una valutazione un po' più generale. Secondo me in questo momento i cittadini non sentono il tema della città metropolitana come un tema prioritario, perché la loro vita quotidiana è attraversata da problemi ben più gravi e più... Esattamente, parlo appunto della questione crisi economica e crisi del lavoro, che è l'assottigliamento dei redditi delle famiglie, che è un qualcosa che tiene impegnata la loro mente. Però a medio e lungo termine questa è una scelta storica. Per cui ritorno sulla questione del Portogruarese. Io spero vivamente che questo progetto non metta in dubbio quello che è la propensione naturale del Portogruarese anche ad avere delle forme di collaborazione forte, stabile e permanente con il Portogruarese. E su questo con il Pordenonese, tra Pordenone e Portogruaro. E a questo proposito mi piacerebbe sapere anche qual è il punto di vista delle forze sociali ed economiche che lavorano nel
territorio. Quindi che cosa ne pensano i sindacalisti del Portogruarese o gli imprenditori del Portogruarese di questo? Sarebbero favorevoli ad una maggiore integrazione oppure no? Faccio anche un'ultima precisazione. Chiedere questo non significa mettere in dubbio il progetto della città metropolitana come ridisegno istituzionale. Significa però avere anche il coraggio di fare chiarezza e di dire che questo progetto ci impone di pensare e di valutare tanti temi diversi, tanti servizi, una prospettiva che riguarderà le competenze metropolitane, ma che riguarderà però anche altri temi. Penso ad esempio a consorzio di bonifica, che dovrebbe essere unico. Penso alla questione sociale e ospedaliera, dovrebbe esserci un'integrazione fra Friuli occidentale e Veneto orientale. Penso alla questione delle politiche del lavoro. Penso ad esempio anche all'ambiente e alla tutela del territorio, alla valorizzazione dei siti turistici locali, cioè anche se queste non sono direttamente competenze metropolitane, chiaro che cittadini e amministratori dovrebbero parlare, ma parlare di tutto e fare informazione e raccogliere gli spunti per quello che riguarda, ecco, tematica a 360 Io gradi. ringrazio Alessandro Coccolo, segretario del PD Portogruarese, ringrazio voi per l'attenzione e passo la linea a Pordenone alla direttrice Anna Zoldato.